Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda la pagina informativa live. E proprio ora, mentre stavamo andando in onda con questa edizione del nostro audio-video giornale, ci è giunta una notizia proprio dell'ultimo minuto di un grave incidente con 3 morti accertati lungo la superstrada Cimpello-Sequals all'altezza di Zoppola. La sala operativa della struttura regionale emergenza sanitaria sta gestendo, come detto, una maxi emergenza a seguito di un sinistro che si è verificato lungo la Cimpello Sequals tra la rotonda Moro, che è l'innesto con la Pontebana e la bretella che porta in A28, e la zona industriale artigianale di Zoppola. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati più veicoli leggeri e pesanti, tra cui un'ambulanza in transito. Gli infermieri della sala operativa hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso e ambulanze. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per quanto di loro competenza. Come detto, 7 le persone coinvolte. Ci sono purtroppo 3 vittime. Si tratta dell'autista del mezzo pesante, l'infermiere e il paziente all'interno dell'ambulanza. Il conducente di quest'ultima è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine, dove è giunto con uno dei 2 elisoccorsi messi a disposizione. Il mezzo pesante nel violento impatto è finito fuori strada, terminando la sua corsa sulla Complanare che corre in parallelo alla superstrada. Chiaramente l'arteria è chiusa al traffico in entrambe le direzioni e stanno ancora tuttora operando i mezzi, i mezzi di soccorso per recuperare i mezzi incidentati e pulire prima possibile e bonificare l'area del sinistro. È stato arrestato per i gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso dell'indagine il presunto assassino di Ezequiele Mendoza Gutierrez, l'uomo di 31 anni, cittadino italiano di origini dominicane, nato a San Daniele del Friuli e residente a Campoformido, ucciso nei pressi di un locale da ballo dopo la festa di Capodanno a Udine. L'uomo arrestato è un dominicano di 34 anni, Anderson Vasquez di Pres, residente nel capoluogo friulano. È stato rinchiuso nel carcere cittadino in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP. Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia. Le indagini proseguono per cercare di capire cosa abbia provocato l'acceso diverbio sfociato nel taglio alla gola fatale per la vittima e se i 2 protagonisti avessero precedenti motivi di attrito. Ricordiamo che il locale incriminato al momento è sotto sequestro. Le prime valutazioni condotte dall'ARPA del Friuli Venezia Giulia sull'andamento della qualità dell'aria in regione nel 2023 indicano nel complesso un sostanziale rispetto dei limiti normativi su buona parte del territorio. Nel dettaglio, i valori di polveri sottili osservati nel corso dell'anno scorso sono risultati leggermente superiori a quelli del 2022, anche a seguito dell'andamento meteo che nel 2023 è risultato più sfavorevole rispetto all'anno precedente. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.